Al via ieri sera al Palacongressi di Agrigento il primo appuntamento di galà del Festival Internazionale del Folklore giunto alla sua 73esima edizione. Riaperto così dopo tanti anni di chiusura, è ritornato a essere fruito dalla città quasi al completo. Tanta gente ha seguito lo spettacolo, richiamata anche dalla curiosità di rivederlo aperto dopo tanti anni di non uso. Il Mandorlo in Fiore quest'anno è stato organizzato dal Parco Archeologico della Valle insieme al Comune di Agrigento e con il patrocinio della Commissione Nazionale dell'UNESCO per il contributo alla valorizzazione del patrimonio immateriale dei gruppi e recentemente è stato iscritto nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana e si è voluto così rimarcare i suoi 2600 anni di storia agrigentina. Presenti allo spettacolo le massime autorità civili e militari, tra cui il primo cittadino Firetto con la moglie Simona, il direttore dell'Ente Parco Parello e il commissario straordinario Volpe. Lo spettacolo durato quasi 4 ore, iniziato alle 21 e terminato all'1 di notte, con una pausa di 10 minuti tra due tempi. A presentare gli eventi Gabriele Amoroso e Marzia Patanè, coadiuvato da Marco Savatteri. La scenografia curata da Cristian Barsallo, creata digitalmente, rappresentava delle colonne di luce raffiguranti i templi della valle. Il festival inizia con un doveroso e sentito ricordo di Jean-Marc, il componente del gruppo belga che ieri durante la fiaccolata in via Atenea ha perso la vita. Tanti gli applausi, anche il silenzio degli spettatori hanno segnalato il triste evento. Ad aprire la manifestazione il gruppo della Pip Band scozzese, che non poteva mancare ad Agrigento. Ad esibirsi in sequenza, dopo la Pipe Band, il gruppo della Russia, quindi quello dell'Armenia, dell'Etiopia, della Croazia, dell'India, della Georgia. Nel secondo tempo ha aperto le danze il gruppo folk agrigentino di Dario Danile, quindi l'esibizione della Turchia, della Romania, della Bulgaria, della Serbia e il gruppo dell'Argentina. Il previsto gruppo delle Torri Umane della Catalogna, in scaletta in un primo momento, non si è poi esibito. Durante lo spettacolo sono state anche distribuite delle schede dove il pubblico ha potuto scegliere personalmente il miglior gruppo che si è esibito. In seguito a tale scelta, lo stesso sarà assegnato direttamente da chi ha seguito lo spettacolo. Tra i gruppi più apprezzati sono stati l'Armenia, la Georgia, l'Argentina, particolarmente per i costumi quello della Cina. Tra le lamentele pervenuteci dalla gente, quella relativa alla mancata fruizione totale del parcheggio del Palacongressi. Potevano infatti entrare solo le auto accreditate da un pass rilasciate dall'Ente Parco. A quanto pare la motivazione era quella dovuta alla sicurezza del luogo. La manifestazione del Mandorlo in Fiore, con una delegazione di gruppi guidata dal direttore del Parco Parello, ha visto stamani fare tappa a Palermo, capitale della cultura 2018, in Piazza Verdi, e partecipare al laboratorio del dialogo tra le culture, prevista anche un'esibizione. Un altro spettacolo al Palacongressi è previsto per questa sera, sarà presentato dalla nota conduttrice televisiva Susi Bledi, che condurrà anche la finale al Tempio della Concordia. La manifestazione si concluderà domani domenica con la tradizionale sfilata dei gruppi dal municipio fino alla stazione ed è prevista anche la sfilata dei carretti siciliani e quindi l'esibizione al Tempio della Concordia.